Un ventenne di Agna, poco dopo la mezzanotte, è finito al pronto soccorso per delle lesioni al volto causate dallo scoppio di un petardo che stava maneggiando, 8 i giorni di prognosi. Sempre lo scoppio di un petardo ha ustionato a una mano a Vigo d'Arzere una persona di 42 anni, prognosi di 20 giorni. Sempre a causa di un petardo è andata in fiamme a Rovolò una utilitaria di proprietà di un uomo dello Sri Lanka che era parcheggiata in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano Terme che hanno limitato i danni all'auto, una Yaris, rimasta parzialmente danneggiata. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. A Padova il 31 dicembre alle 19 circa c'è stato un incendio in un appartamento adibito a studio legale al quinto piano in un condominio di Piazza Conciapelli. Nessun ferito. Allontanati tutti i residenti del palazzo durante le operazioni di soccorso. Al lavoro 3 squadre di pompieri che hanno spento le fiamme. Danni soprattutto da fumo. Le cause dell'incendio sono al vaglio del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Poco più tardi, alle 19:30, i Vigili del Fuoco di Este, Padova e Legnago sono intervenuti in via Laghia Urbana, nel Montagnanese, per l'incendio di un mobilificio. Con l'impiego di 2 autopompe e 2 autobotti, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, salvando il reparto lucidature e gli uffici. Le operazioni di soccorso sono proseguite nella notte.